Allora, siamo di nuovo insieme, riprendiamo un po' il filo del discorso con Ugo Giollo, l'abitare, aveva accennato il sindaco, che è una delle questioni delle emergenze sociali del momento. Si chiacchierava fuori onda relativamente a questa questione che non è secondaria, vero? Sì, assolutamente, con tra l'altro l'invecchiamento della popolazione sempre più spesso questo è un tema che emerge. Quello che dicevamo prima è che è anche uno dei temi che sono stati tralasciati in questi anni, diciamo, nella programmazione e nella gestione. Quante volte si è detto che ci sono abitazioni sfitte o abitazioni su cui sarebbe necessario fare degli interventi, ma dall'altro anche tutto il tema del mettere assieme le persone con il co-housing, con altri tipi di intervento, e spesso e volentieri questi temi sono stati lasciati al singolo comune nella gestione delle emergenze, al singolo assistente sociale, al singolo servizio Quindi sociale. sarà preferibile questa gestione integrata? È chiaro che quando prima dicevamo che noi guardiamo diciamo con interesse alla questione della gestione integrata, è evidente che diciamo esattamente questo. Dopodiché i limiti sono quelli che abbiamo detto, le dimensioni, la questione delle aziende speciali come punto di riferimento, mi permetto di dire anche tutto il tema del finanziamento, perché la legge regionale sostanzialmente ha previsto un finanziamento di 5 milioni e mezzo di euro per i 3 anni 2024, 25 e 26, che corrispondono a circa 80.000 euro per ogni ATS. Non è sufficiente nemmeno per l'assunzione della figura del direttore dell'ATS stesso, quindi diciamo che c'è anche un grande problema di finanziamento. Dopo sappiamo benissimo che ci sono i finanziamenti europei, che ci sono i finanziamenti nazionali, che ci sono le risorse che hanno i comuni e via di seguito. Però anche questo ci pare uno dei grossi limiti di questa normativa. Per i cittadini, quindi chi ci ascolta dice sì, ma io che faccio capo vado al comune, chiedo che cosa potrebbe cambiare secondo il vostro punto di vista? Questa è una delle questioni che provavamo a dire prima, dipenderà moltissimo da come in realtà in questo anno e mezzo, perché sono già passati 6 mesi dall'approvazione della legge, in questo anno e mezzo si organizzeranno i vari ambiti. È chiaro che noi chiederemo che i servizi rimangano sul territorio e quindi non ci sia un peggioramento dell'accessibilità per quanto riguarda i cittadini, ma questo non è per nulla scontato, dipenderà dalle scelte che ogni singolo ATS farà nel proprio territorio rispetto a come riorganizzerà il personale, rispetto a come riorganizzerà i presidi, rispetto a come riorganizzerà anche le risorse che ha a disposizione. Passaggio epocale. Sì, no, gestione associata non significa gestione centralizzata. Quindi non significa che se ci mettiamo insieme 20, 30, 40 comuni accorpiamo per esempio nel comune più grande. Perché il timore di molti è un po' questo. Assolutamente no. Cioè io credo che l'attuale disseminazione di servizi verrà assolutamente mantenuta, forse qualche piccolo aggiustamento potrà esserci, ma sicuramente supereremo per esempio quella situazione per cui oggi come oggi appunto soprattutto i comuni piccoli che hanno il personale a part-time e magari neanche dipendente assunto con le cooperative. Ecco, quando passiamo ad una gestione associata tutto questo viene superato, c'è una logica anche di programmazione e di idea, direi, del territorio che supera i confini del singolo comune. Ecco, uno degli aspetti fondamentali, a me pare, insomma, degli ATS è proprio questa necessità di un salto in qualche modo, di paradigma, diciamo, nel pensiero stesso. Non penso più
solo per il mio comune, ma penso in un'ottica più ampia, cioè penso per i cittadini che fanno parte di quel territorio che corrisponde all'ambito territoriale. E da questo punto di vista anche gli amministratori devono fare un po' un salto, quindi uscire appunto da logiche troppo autoreferenziali per mettersi in una logica, come dire, di integrazione e di collaborazione. Questo vale per gli amministratori, ma vale anche per i soggetti sociali. Si parlava prima del terzo settore, per esempio, certo, no? sì, Stessa cosa. Senza dubbio. Comunque nel passaggio ci sarà un po' diciamo così, di fermento. Perché poi chi concretamente opera vede dei cambiamenti, quindi dovrà essere adattabile, resiliente al massimo per non farli impattare sulla qualità del servizio offerto. Ma certo, io farei una precisazione. Intanto gli ATS nasceranno nei prossimi mesi, ma la struttura di gestione associata al servizio più o meno non comincia oggi, non comincia domani, ma in qualche maniera, considerato che i finanziamenti nazionali, regionali, eccetera, da anni sono diretti verso gli ATS e non verso i singoli comuni, diciamo che delle forme autogestite, uso questo termine brutto, però mi sembra più semplice, di ATS ci sono state sul territorio. Abbiamo delle esperienze in cui... Quindi qualcosa già si è attuato. È dal 2018 in realtà che questo accade, perché da quella data il livello nazionale ha deciso che determinati finanziamenti non andavano più alle regioni che poi li avrebbero dati ai comuni e neanche ai singoli comuni, ma andavano direttamente agli ATS. Quindi per esempio la Regione Veneto ha istituito formalmente gli ATS nel 2020, però con la formula del comune capofila, diciamo, e già dal 2020, 2019-2020 i soldi per alcune funzioni arrivavano lì. Per cui il comune capofila doveva gestire questi soldi, per esempio appunto il tema della povertà, ma poi altri fondi sono arrivati. Quindi c'è già stato un cambiamento. C'è già stato, per esempio, appunto, è nato un cambiamento. Il sindaco Roma prima citava il PNRR, la missione 5, ecco lì i soldi, i finanziamenti dell'Europa per il PNRR sono andati direttamente agli ATS. Quindi gli ATS sono già in funzione, ma devono strutturarsi in modo, come dire, molto più pregnante rispetto a quello che è stato finora. Quindi c'è stata una pratica in questi anni di prova, diciamo così, in cui comunque si è cominciato a gestire risorse e quindi anche organizzativamente cominciando a lavorare insieme. Ora si tratta da qui ai prossimi mesi di non disperdere questa esperienza, di non lasciare indietro, ma di strutturarla meglio. Ma di strutturarla meglio e soprattutto di dare garanzie a chi lavora, perché lo dicevamo prima, l'idea di cambiare datore di lavoro, eventualmente cambiare contratto o non sapere di preciso in che contratto si andrà, il timore di perdere comunque le garanzie acquisite fino ad oggi, bisogna fare in modo. Ora, il sindaco prima diceva una cosa importante, la legge prevede che in fase di prima applicazione ci sia un passaggio volontario del personale. Okay, quindi ci sarà, immagino, una specie di sondaggio fra il personale che volontariamente deciderà di mettersi in gioco e di andare a lavorare inizialmente in comando, cioè quel prestito di cui parlavamo prima, verso l'ATS. Ora è chiaro che se a questo personale diamo delle garanzie avremo più facilità a trovare anche i volontari e chi si spende. Tanto più noi saremo invece capaci di non dare garanzie al personale, faremo anche più fatica a trovare chi si metterà di buona volontà e comunque darà la propria disponibilità in forma volontaria, e quindi inizieremo già con delle criticità che non servono in questa fase qua. Quindi credo che sarà fondamentale nei prossimi mesi l'interlocuzione con le organizzazioni sindacali e con gli ambiti, perché poi dovremo mettere a terra con i sindaci i percorsi e gli accordi e le discussioni che avremo saranno fondamentali per far partire col piede giusto questa riforma che un po' tutti vogliamo, ma che abbiamo la necessità, come dire, che una cosa che tutti vogliamo poi non parta col piede sbagliato creando problemi. Quindi avremo bisogno di parlarci, di fare accordi e di vedere insieme come mettere a terra la norma. Segretario, a livello nazionale questa avverrà, giusto? A livello nazionale avviene questo cambiamento o è solo per la nostra? È avvenuto con le leggi dal 2000 a livello nazionale
Il Veneto è partito già con alcune sperimentazioni, ma sostanzialmente la legge che definisce gli ambiti è di quest'anno, è la legge 9 del 2024. Su questo hanno ragione gli interlocutori, quello che hanno detto fino adesso. È evidente che i cambiamenti che abbiamo avuto dal 2018 a oggi sono cambiamenti che sono stati più patrimonio, la dico così, degli amministratori e dei lavoratori che hanno visto il cambiamento nel finanziamento. Non sono patrimonio dei cittadini, perché i cittadini normalmente hanno continuato a vedere l'erogazione dei servizi esattamente laddove era prima. Quello che diciamo noi, riprendendo anche quello che diceva Stefano Bagnara, è che riteniamo che le forze sociali, a cominciare dall'organizzazione che rappresenta i lavoratori, ma le forze sociali più in generale, dovrebbero essere degli interlocutori importanti nelle discussioni nei prossimi mesi, proprio per garantire che un'operazione su cui tutti abbiamo investito diventi un'operazione che venga vissuta davvero come un salto di qualità e non come un arretramento rispetto ai servizi che vi sono. Assolutamente, siamo in chiusura. Proprio una battuta velocissima, Sindaco, per quali auspici si fa per riuscire ad attuare tutto questo? Ma io credo che, come è stato ben detto, serva un lavoro di squadra nei territori per non perdere quello con cui si è lavorato fino in questo momento, perché stiamo parlando di professionisti che già erogano ai nostri cittadini dei servizi e che hanno la professionalità per poterlo continuare a fare. Quindi lavorare di squadra, cercare di trovare insieme la modalità più idonea per tutelare i lavoratori, tutelare quello che chiaramente è il servizio che noi diamo ai cittadini, ma credo sicuramente di non perdere quelle risorse importanti che dallo Stato centrale arriveranno e che attualmente, prima lo si diceva, ci sono già attraverso gli ATS questa distribuzione nei comuni dei fondi, ma non totalmente, proprio perché è chiaro che il capofila, per esempio, non poteva assumere del personale all'interno del proprio ente, perché chiaramente si guardava il proprio bilancio. Quindi utilizzare questi fondi in maniera oculata, migliore, e soprattutto migliorare dei servizi anche legati a quelle che sono le case di comunità, perché credo che anche quell'opportunità avuta rispetto a alla missione invece 6, che è quella legata alla sanità, siano proprio dei luoghi di incontro dove chiaramente possano essere valorizzati perché il territorio possa avere delle risposte importanti, significative, evitando naturalmente che i nostri cittadini sempre di più possano, nel caso specifico nostro, essere all'interno delle proprie abitazioni, lavorare attraverso i co-housing per quel che riguarda l'abitare, ma anche utilizzare la telemedicina. Perfetto, grazie. Allora, siamo giunti al termine. Ringrazio Ugo Aggiollo, segretario CGIL del Veneto, Stefano Bagnara, segretario della funzione pubblica CGIL del Veneto, Gianfranco Pozzobon, ex direttore del sociosanitario dell'Ustrad di Venezia, il sindaco ovviamente del comune di Ponte di Piave, Paola Roma, che sono stati con noi per spiegarci questo cambiamento molto importante della collaborazione allo CGIL del Veneto, e naturalmente ci troveremo ancora insieme ad affrontare queste tematiche, ma anche altre, sempre nell'ambito sociale, sociosanitario, che riguardano tutti quanti noi cittadini. Io vi lascio alla pubblicità, ci rivediamo ancora dopo con la nostra parentesi sulla finanza e sull'economia. Buon proseguimento. Grazie a tutti.